è un momento, ho detto, particolare, è un saluto, perché io perché ogni tanto venivo qui in questo locale e mi diceva: sai, sono stufo, sono stanco, però domani mattina chiudo, però è 10 anni che me lo diceva, anche stavolta ha messo molto massiva, ma invece stavolta è proprio vero, fa sul serio, perciò oggi facciamo un bel applauso a Paolo, Luciana e a tutto lo staff di Terrazze in Piazza, perché è stato veramente un locale di riferimento per la nostra cittadina. Spero e mi auguro che ci siano altre persone che vadano avanti e portino avanti questa tradizione. Qualche pilota giovane. Noi abbiamo i capelli grigi ormai. A Paolo Marani, per l'importante lavoro svolto in questi 26 anni di attività, spesi con ammirevole dedizione, stile ed eleganza, per essere stato il simbolo della resilienza adriese attraverso la promozione e valorizzazione del territorio, nella ricercatezza dei piatti della cucina veneta, sempre accompagnati dal suo tocco di classe, per aver rappresentato un pezzo di storia e il punto di riferimento per le persone che hanno scelto come luogo di incontro questo storico raffinato locale, diretto con eccellente professionalità e passione. Con infinita gratitudine, l'amministrazione comunale esprime con questo segno di stima la riconoscenza della città, il sindaco Massimo Barbuiani, tutta la giunta e tutta l'amministrazione comunale. Grazie. Io volevo un saluto particolare a questa donna, che c'è già la candidatura per sostituire San Pietro, sarà Santa Luciana, per la pazienza da avere vicino questo uomo qua, che è un uomo molto esigente. Vabbè, facciamo un applauso a Luciana. Bravi comunque. Lo fa piangere. Ragazzi, la vita comincia adesso. Buona fortuna. Ciao a tutti. Grazie.